Ecco sì, ha detto bene, la cosa importante è il ricordo di Cristina. Io mi permetto di dire sono stato solo uno strumento per raccontare la storia di Cristina affinché venga prolungata questa opera di memoria e come cita la cerimonia del 21 marzo di ogni anno, la giornata sì della memoria ma anche dell'impegno. Ecco, il mio impegno è stato raccontare la storia di Cristina. Qual è stato l'iter che ha portato alla creazione di questo libro? Innanzitutto è stato la consapevolezza della tragicità della storia di Cristina. Io ne sono venuto a conoscenza leggendo una targa di intitolazione a Cristina in una biblioteca. Poi da lì ho preso contatti con sua zia Michela, abbiamo discusso di questo progetto che lei ha assolutamente appoggiato e dalla nostra collaborazione poi è uscito il libro. Un appello, comunque un pensiero a Cristina è stato il messaggio che lei oggi in Consiglio regionale ha lanciato. Ce lo può ripetere anche qua a noi di QDP News? Sì, ecco, l'appello che faccio spesso in queste cerimonie sembrano un po' finalizzate a se stesse, delle cerimonie quasi autocelebrative. Io spero veramente che invece dalle numerose presentazioni di questo libro nasca nelle persone una consapevolezza, innanzitutto quello del dolore delle famiglie, che sono sempre le uniche che hanno questa sorta di ergastolo morale a vita. Quindi il fatto di entrare in empatia in qualche modo con il dolore delle famiglie, di ricordarlo nel tempo. Ha in cantiere qualche altro progetto legato al tema di Cristina? Ma diciamo che adesso è un momento di pausa perché fortunatamente sono giunte molte richieste di presentazione in questo libro. Io spero vivamente anche di riuscire a legare la storia di Cristina con le scuole, perché credo sia veramente importante che i ragazzi prendano visione di quello che è stato e che spesso ignorano, ma perché non hanno gli strumenti per capire, ed è nostro dovere informarli.